allora io sono il Napoli, non sono il Paris Saint-Germain, io sono il Napoli, non sono il Real Madrid, quindi è normale ed è giusto non arrivare a determinate cifre che possono offrire le altre squadre, perché tu non hai il valore, la potenza economica di poterlo fare, okay? Per questo devi giocare di anticipo. Ma un ragazzo che viene dalla Georgia, che è venuto a Napoli grazie al discorso guerra, perché se vi ricordate il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia perché c'erano la svendita delle squadre che appartenenti alla guerra in Ucraina, eccetera. Arrivo a Napoli, vinco uno scudetto, è normale, voglio che se poi bussa il Paris Saint-Germain e mo vorrà 10 milioni all'anno, cioè io poi vado a giocare per il Paris Saint-Germain. Okay, allora io sono d'accordo con te. Infatti, dal mio punto di vista, De Laurentiis poteva fare quello che voleva. Kvara se ne sarebbe comunque andato 100-100. Cioè no, per me non sarebbe cambiato nulla. Tu gli davi il rinnovo, si sarebbe fatto l'anno di merda che ha fatto, ma non di merda lui, nel senso che ha vissuto il Napoli intendo, si sarebbe fatto forse anche i 6 mesi con Conte, ma poi se ne sarebbe andato cioè non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Detto ciò, perché comunque tu sei il Napoli, come hai detto benissimo tu, gli offri 3, 4, 5, 6, okay, gli offri 6, arriva il pari 12, qui